Dicevamo prima della testimonianza di questa signora veneziana che è scampata all'inferno abruzzese. Sentiamo la sua testimonianza raccolta questa mattina dal nostro Nicola Zanetti. Sentiamo. Le prime due scosse abbiamo fatto, diciamo così, abbastanza tempo di uscire, star fuori fino a mezzanotte col freddo, poi siamo riusciti a entrare, abbiamo detto aspettiamo un po', andiamo a letto. Abbiamo mica fatto in tempo, sa. Appena siamo andati a letto ho cominciato a traballare in una maniera che non si può raccontare. La casa non ce l'ho più, perché è tutta lesionata. Proprio il primo piano. Insomma, a finire che se fa un'altra scossa mi saltavano tutti in testa. Mi sono salvata, io e Roberto, gli studenti che abitavano sopra nell'appartamento, sono venuto giù con i ragazzi, mi hanno preso, allora scappo fuori, andiamo signore, andiamo. E siamo stati fuori sempre. È una cosa impossibile da raccontare, è stato troppo brutto. L'abbiamo sentito tante altre volte, però non era come stavolta, è stata troppo forte.